Bentornati cari amici, stiamo andando al castello di Zumelle. Oggi faremo un giretto molto veloce, abbiamo già un paio di scortatoie da fare. Il castello di Zumelle è un angolino veramente incantato perché in molte occasioni durante l'anno ci sono degli eventi dal fiabesco al stile medievale. Il posto è molto carino, tanti lo conosceranno sicuramente, però a noi fa sempre piacere andarci. Faremo il passo Pradegaradego, un passo parallelo al passo San Boldo. Ci sono 5 gradi di temperatura. Bene, ci vediamo dopo e via con la sigla. Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. How the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. Occhio veloce. Tagliamo esternamente il centro di Conegliano. Qui ci sarebbe la strada dei colli per andare sulle zone del Prosecco, ma a noi il Prosecco interessa veramente poco, quindi proseguiamo lungo le vie dell'acqua. Abbiamo fatto il pieno alla Pepa, magari al ritorno faremo il passo San Boldo, ma adesso andiamo su di qua in direzione Follina. Queste zone sono veramente belle perché una volta all'anno qui a Cison di Valmarino si svolge una manifestazione, la festa Arti e Mestieri, nella quale il borgo si riveste di vecchio. Ci sono molte entrate per salire sul Praderadego, noi partiamo da questa, se no c'è un'altra un po' più avanti. Vi ricordo che questa per noi è una scurtatoia, non è la principale per andare su al castello di Zumelle, ma ci piace fare questa anche perché veramente il giro sarebbe lunghino. Questa qua taglia proprio la montagna da un lato all'altro. Non è una strada semplicissima, di solito è anche un po' sporchina. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. E belle stefalesi, qui durante l'anno quando c'è la bella stagione ci sono molti scalatori, sembra di vedere tanti ragnetti su per la facciata. Cibo degli alpini, la lastra là è lucida tipo uno specchio. Che bello che è il bosco così. Ah, c'è l'ora di colazione. E adesso
Discendiamo dal lato bellunese. Sempre un bel vedere sto paesaggio qua anche d'inverno. Anzi, forse d'inverno si vede meglio che gli alberi non sono molto fitti. Respirare questa aria a visiera aperta, sebbene ci sono 4 gradi, è veramente un piacere. E qui giriamo in direzione Zumelle. Saltino, madonna che montagnole che hanno fatto qua. Che cacchio. E qui sulla nostra destra c'è il castello. Siamo quasi arrivati, qui si gira a destra. E siamo al castello. Dai che digeriamo quei 10 kg di fritturina che abbiamo mangiato ieri sera. Ci sono 100 metri ma sembrano 1 chilometro vestiti così. Abbiamo la mobilità di una colonna di cemento armato. Ma siamo quasi arrivati. Oggi l'evento è dedicato ai bambini, quindi onde evitare il suicidio andiamo avanti. C'è Elsa, tutte le fattine, tutte quelle robe là che a me stanno poco simpatiche e quindi sborsare 10 euro è meglio di no. Ora cerchiamo un angolino per liberare il gatto. Bene, ripartiamo qui da Zumelle e non è giornata per gli anziani come noi, quindi torneremo un giorno quando ci saranno i cavalieri, ma non le fatine, quello non si può vedere. Andiamo e facciamo un giro scurtatoia cercando una stradina qua più avanti. Va bene, qui si va a sinistra e andiamo a perderci lungo queste stradine. La Paola è partita in ama scoperta per verificare se la strada è percorribile perché penso ci sia ghiaccio laggiù in fondo. Purtroppo dobbiamo tornare indietro perché c'è un guado ghiacciato ed è impercorribile. Ti ricordiamo che iscriverti al nostro canale non ti costa nulla, ma per noi dà un grande supporto. Mi sarebbe piaciuto aver fatto questo giro, c'è un altro canyon più avanti. Qui dallo stop mi viene un po' da piangere. Allora qua è bagnato solo, lasciamola correre, cerchiamo di non fare cazzate.
Dopo aver rubato un caffè a Dolores e Giorgio, ripartiamo in direzione casa. E gira gira siamo arrivati a Sospirolo. E con questa splendida cornice rientriamo verso casa. Anche per oggi il viaggio è giunto al termine. Adesso speriamo di trovare aperto il chilometro 19 per mangiarci una patatina, perché dobbiamo ancora mangiare oggi. Spero che questo giretto vi abbia dato dei buoni spunti per una gita fuori porta. Il Castello di Zumelle purtroppo oggi era infestato da fatine e Babbi Natale, quindi non fa per noi, siamo un po' troppo cresciuti per questa roba. Non mi resta che augurarvi tanta buona strada e ci vediamo alla prossima. Ciao!